Adesso io darei la parola un attimo a Luigi Villotta, così. Consigliere comunale, No. già vice sindaco di questa città. Prego, cosa può significare il commissario? Ho chiesto al sindaco di poter intervenire perché proprio sulla base dell'esperienza maturata nei primi 5 anni precedenti, dove il monte investimenti per le infrastrutture e le opere pubbliche legate alla mobilità è stato di 122 milioni di euro, perché bisogna aver chiaro con cosa ci si confronta. I 5 anni precedenti in termini di opere pubbliche, sto parlando solo di opere pubbliche, 122 milioni di euro, che sono fondi comunitari, fondi statali, fondi regionali, fondi provinciali e fondi propri comunali. Perché dico questo? Perché credo che non si sia capito fino in fondo qual è il rischio che questa città corre nel caso arrivi il commissario. Allora, prendo l'ultimo numero del Popolo, settimanale diocesano, non perché io privilegia leggo tutti i giornali, ma perché... Allora, sul commissario, il commissario non fa danni a Proseguito Tabaro, ma opera nella chiarezza. Le cose in regola vanno avanti, quelle non in regola si fermano, farebbe pulizia. Ripeto, operare nella chiarezza, le cose in regola vanno avanti, quasi che aver investito 122 milioni di euro non siano stati investiti in regola, quelle non in regola si fermano. Poi, altro firmato dalla giornalista Teresa Infante, le opere che non dipendono da Bertoncello andranno avanti comunque. Affermazioni virgolettate. Vorrei richiamare l'attenzione dei giornalisti presenti. Contributi comunitari, DOCUP 2007-2013. Entro il 2013, questi fondi, e poi dirò quanti sono, devono essere rendicontati, cioè realizzati e rendicontati, pena la perdita di questi fondi. Scusa, ieri io ho partecipato alla conferenza dei sindaci dove è stato eletto Lugo Visentini e Pegoraro ci ha chiarito che ci sono 80 milioni di euro. Ma poi dirò, sindaco. Scusa, no, perché se non vengono fatti, siccome ormai ci sono le elezioni europee, se non vengono fatti entro fine anno li perdiamo. Spiego. Allora, dentro al DOCUP ci sono i bandi a regia regionale che saranno pubblicati entro il mese di luglio ed agosto. Pubblicati. Ricordo che il Consiglio regionale va in scadenza nel marzo 2010, quindi tutti i fondi che la regione ha in cassa, i fondi DOCUP, saranno messi dentro al calderone attraverso dei bandi. Poi ci sono i fondi FERS e FARS, non sto a spiegarvi cosa sono fondi, contributi comunitari e ministeriali. Sono 120 milioni di euro, di cui 80 milioni solo sul sistema delle piste ciclopedonali. Il Veneto orientale, precisamente i comuni di Concordia, Portogruaro, Gruaro e Cinto, hanno già presentato tutta una serie di progetti che vanno solo finanziati. Questo è già sul terreno. La legge 13 regionale che finanzia le intese programmatiche di area, ci sono 15 milioni di euro a disposizione da spendere. Quindi voi capite che i prossimi mesi, parlo di luglio, agosto, settembre, saranno fondamentali, perché qua non si tratta di presentare dei progetti, qui si tratta di capire quale volontà politica viene manifestata nel privilegiare. Privilegiamo l'intermodalità e lo sviluppo del territorio o le piste ciclabili? Queste scelte non le farà mai un commissario, queste scelte le deve fare l'organo politico.
se no va da un'altra parte. Chi deciderà sul tracciato del corridoio 5? Il governatore Galan l'altro giorno ha detto che è opera prioritaria per lo sviluppo del nord-est, ma se non ci saranno, chi si confronterà sulla terza corsia dell'autostrada a salvaguardare 20 famiglie che corrono il rischio di perdere la casa? Commissario? La strada provinciale 251 che collega l'uscita dell'autostrada, perché sapete che è anche probabile che mettano il casello a pagamento a Cimpello, oppure, seconda soluzione, che si continui ad aumentare il balzello al casello di Portogruaro aggiungendo quello di Sacile Est. Quindi cosa succederà? Che la comunità di Portogruaro un'altra volta sarà pestata perché paga per un servizio che in realtà, e voi sapete che c'è già un contenzioso in atto. Il sindaco accennava prima al completamento del teatro e di Piazza della Rimembranza. Il professor Grandis, padovese, sa benissimo, figura di grande educatore, aveva piantato quei bellissimi cipressi per ricordare i morti della guerra 15 e 18, il progetto è pronto, abbiamo già tutto. E che soldi? Dobbiamo andare a batter cassa dal Ministero dello Spettacolo alla provincia, alla regione, eccetera. Tutto il problema del mosaico legato a Villa Martinelli per il Tribunale che libera Palazzo Venanzio e finalmente dotare di una biblioteca degna di questo nome, questa città, tema molto caro all'amico Ugo Padovese, la villa comunale per l'università. Cioè, il commissario non si mette attorno a un tavolo e discute con i rettori dell'università se l'università deve restare a Portogruaro o con il presidente Passannante per discutere se spostiamo già il giudice di pace. Il commissario non le fa queste cose. Forse non abbiamo capito cosa rischia questa città. Forse non abbiamo i termini. La perfosfati. Ammettiamo che a settembre arrivi qualcuno e dice sono interessato all'operazione. Lì c'è un PUA. Questi presenteranno un piano urbanistico attuativo che il Consiglio Comunale deve adottare e approvare. Se non c'è il Consiglio Comunale, chi adotta e approva un PUA sulla perfosfati con gli sforzi che si stanno facendo, compreso il parco archeologico e tutte le opere di SFMR alla stazione ferroviaria? Chi paga? Villotta? Padovese? Lui? No, paga la città in termini precisi. Concludo, scusate.